Come tutte le società, anche il Volley Rio ha una prima squadra, che milita da ormai qualche anno in Serie D. La categoria non cambia perché vengono sempre inserite nuove atlete a maturare esperienza dal giovanile, ma se fino alla stagione scorsa si lottava fino all'ultima giornata per non retrocedere, quest'anno le prospettive appaiono più rosee. Per quest'anno ci siamo attualmente arenati un pochino sulla metà classifica, infatti siamo seste, a pari merito di punteggio con un'altra squadra, e ora speriamo che le prossime partite ci possano garantire, speriamo, la risalita per arrivare ai playoff, per arrivare al quarto posto, anche se sarà dura, però è il nostro tentativo. Bene o male l'obiettivo è quello di mantenerci in categoria, però ovviamente se l'anno scorso abbiamo pensato di salvarci, quest'anno ovviamente si spera sempre di andare oltre a quelli che sono gli obiettivi, magari di rimanere in categoria ma andare più su, però insomma si vedrà col tempo, con le prossime partite. Quest'anno comunque abbiamo una squadra che è più promettente, siamo unite, giovani, e si spera appunto di magari raggiungere la zona playoff, e cerchiamo insomma appunto nel proseguo delle partite, le prossime partite, di cercare di fare al meglio, anche se comunque ci sono stati degli intoppi strada facendo. Per intoppi al Volley Rio si intendono le trasferte. Questa squadra ha perso da inizio campionato una volta soltanto in casa, mentre in trasferta ha perso sempre tranne che in una occasione. Un ruolino di marcia perciò quasi matematico, con vittorie in casa e sconfitte in trasferta. Visto le partite d'andata e il proseguo del campionato, io direi che mi sembra giusto provare ad arrivare al quarto posto, e le chance possono esserci, soprattutto se miglioriamo un pochino le trasferte, che sono quelle che ci hanno pesato di più quest'anno. A me piacerebbe molto, come sono arrivata, che ero appunto giovane, ero stata portata appunto in Serie C, poter ritornarci e quindi insomma concludere eventualmente la mia carriera pallavolistica così. Il Rio ci prova, l'abbiamo capito. Quest'anno, o forse nei prossimi, arriverà questa Serie C. La politica societaria però è chiara, le risorse si spendono solo sul giovanile, questa è una scuola di pallavolo. L'obiettivo logicamente è mantenere comunque la categoria regionale, che sia D o C, questo non è interessante per noi perché è il nostro massimo, la nostra massima aspirazione. Per fare una squadra vincente, per andare al campionato nazionale sicuramente c'è bisogno di investimenti economici che noi dedichiamo totalmente al settore giovanile. Questa società, che è addirittura d'arrivo per quanto riguarda un importante accordo di collaborazione con altri sodalizi, opera in ben 7 impianti ed ha più che raddoppiato le sue atlete da 6 anni a questa parte. Noi ci siamo dati l'obiettivo di valorizzare il giovanile e dal 2005 abbiamo iniziato, sono passati quasi 7 anni, è cresciuto moltissimo, da 90 unità siamo arrivati quasi a 200 unità e questo è importantissimo, e negli ultimi anni abbiamo iniziato a migliorare anche la qualità, inserendo tecnici chiaramente di valore superiore, e questi ci danno un valore aggiunto, e tutte le squadre giovanili, o almeno il 90%, riesce ad arrivare in eccellenza, oppure come l'Under 14, l'Under 13 gli anni passati, l'Under 12 arrivano in finale provinciale. Questo è veramente un orgoglio per noi.